Tonio Madau 0-0, primo punto in campionato col Santa Teresa. Tante occasioni abbiamo visto da una parte e dall'altra. C'è più il rammarico per non averla vinta o un sospiro di sollievo perché avete anche rischiato di perderla? Beh dai, prima di campionato noi ci siamo preparati per essere pronti almeno per 70-80 minuti, diciamo, perché comunque abbiamo iniziato effettivamente più tardi degli altri come preparazione, aspettando questo ripescaggio, tutte le cose che ci sono dietro. Però è stata una partita, al primo tempo siamo andati molto bene, abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti, che comunque il loro portiere è stato molto bravo, poi anche noi magari potevamo essere un pochettino più attenti, però al secondo tempo loro sono usciti, abbiamo rischiato, però non tantissimo, abbiamo avuto anche qualche occasione. Comunque ci portiamo a casa questa prima partita e alla fine siamo contenti perché comunque... Lo dicevo per quell'occasione nel finale di Ziani che ha sfiorato il palo, hanno fatto una bella azione dal foro laterale, lì magari non avreste avuto più la forza di recuperarlo. No, lì sì, eravamo stanchi, diciamo la verità, eravamo stanchi, si possono fare i cambi, però alla fine quello che conta è il cervello, se non c'è più ossigeno è difficile. Però Tonio, sicuramente sei soddisfatto rispetto alla gara di Coppa Italia, hai visto un salto in avanti della tua squadra? Sì, devo dire che già dalla prima partita di Coppa Italia alla seconda c'era stato un bel salto, poi a questa proprio un abisso, stiamo parlando di due cose completamente diverse, quindi sono molto contento, molto soddisfatto. Quanto tempo ti occorre per entrare nell'eccellenza, tu e la tua squadra? Ancora un bel po' e secondo me ci manca anche qualche elemento, perché in qualche reparto non siamo al completo, però La società sta muovendo. la società sta muovendo, è arrivato questa settimana Andrea Manca, che ha giocato, però atleticamente ancora non è al top. No, la società è presente, infatti sono molto contento per questo. Tra l'altro, oltre a rinforzarvi per la categoria, avete perso anche un giocatore importante, Rotaro. Rotaro sì, l'abbiamo perso, abbiamo Cogoni che è fuori, che lo stesso si è fatto male al collaterale, però Rotaro purtroppo penso che per quest'anno non ci sia più. Però quelli che ci sono stanno andando molto bene, non è facile perché comunque il 95% dei ragazzi ha giocato in promozione l'anno scorso, ci sono ragazzi che non hanno forse mai giocato in eccellenza anche, quindi... Vedi Baldussu che metti dall'inizio e poi fate esordire anche il 2008 Sannacocco. Sì, l'ho messo dall'inizio perché ci credo tanto in questo ragazzo, ce l'avevo assisto in prima categoria e secondo me è un ragazzo valido, ancora è normale che deve trovare i tempi dell'eccellenza, stiamo parlando di un altro mondo. Temevi il Santa Teresa dopo aver visto che ha eliminato in Coppa l'Ilva? Anche loro è una squadra nuova però molto pericolosa. No, assolutamente, ho visto delle immagini e infatti me le aspettavo così fisicamente, atleticamente, quindi una squadra comunque tosta da affrontare perché si fanno sentire sul piano fisico. Tonio, quando ti chiama il Santa Elena per fare un campionato di vertice in promozione, poi vi ritrovate in eccellenza, c'è bisogno di resettare un attimo, perché un conto è preparare la promozione vertice, un conto è salvarsi in eccellenza. Assolutamente, soprattutto perché io quando sono stato in eccellenza non è stato bellissimo, perché è stato un finale un po' tragico a Monastir, però c'era entusiasmo nella società, anche i ragazzi che c'erano dall'anno scorso, molto entusiasmo, quindi stiamo lavorando bene, ci stiamo dando una mano a vicenda e secondo me si può crescere tanto. Ti avevano chiesto probabilmente il salto di categoria e lei ha già ottenuto l'obiettivo. Sì, il primo risultato già ottenuto. Senti, proiettiamoci alla seconda giornata a Budusò, un'altra matricola che ha fatto bene in Coppa Italia, oggi è andata a Tempio, ha perso 4-1. Ci sta, il Tempio dovrà probabilmente lottare per vincere il campionato. Il Tempio sicuramente assieme a altre 3-4 squadre si giocheranno il campionato, quindi è normale che era una partita abbastanza difficile per loro. Penso che in casa loro facciano tutt'altra partita con qualsiasi squadra e quindi noi ci dobbiamo preparare soprattutto mentalmente, perché anche oggi ci sono stati dei momenti che siamo mancati sotto quel punto di vista. Chiudiamo Tonio dicendo giocate a settimo, però adesso il Santa Elena è un po' il pubblico perché vi ha accompagnato in diverse occasioni, vi ha spinto, vi ha incitato, diciamo che aver trovato questa casa stabile forse vi agevola. No, assolutamente, questa è una cosa fondamentale, sapere che ti alleni lì e giochi lì. Qui a Settimo noi stiamo benissimo con anche le persone e la società del Settimo, che sono persone squisite, quindi per questo va molto bene. Naturalmente bisognerà rientrare al quarto perché... Certo. Grazie Tonio, in bocca al lupo per la stagione. Crepi il lupo.